abbiamo lavorato alacremente per poter aprire le strutture turistiche. Il 30 di maggio idealmente si è aperta la stagione su gran parte della costa, nei giorni a seguire si stavano susseguendo le aperture, le inaugurazioni su tutte le località costiere. Questa ennesima mareggiata alla prima settimana di giugno ci mette in difficoltà. Non si può neanche parlare di un 2020 da dimenticare, perché i guai per il litorale veneziano erano già cominciati con i danni provocati dall'acqua granda di novembre. E proprio nel momento in cui il turismo balneare, che rappresenta circa il 50% del settore in Veneto, si stava iniziando a rialzare dalla crisi provocata dall'emergenza coronavirus, una nuova mareggiata ha colpito nei giorni scorsi diverse località. I danni sono notevoli perché significa che alla Pineta di Jesolo, a Eraclea Mare, come ha detto lei, ma anche nella zona di Chioggia, di Isola Verde, di Sottomarina, saranno molte le strutture che saranno costrette a riprendere i lavori che erano già in corso e quindi a posticipare ulteriormente l'apertura di queste strutture, ci mette in grande difficoltà. La richiesta degli operatori del settore al governo è che venga finalmente destinato un capitolo di spesa per la tutela della costa, con delle opere strutturali a difesa delle spiagge. La stima dei danni non è semplice da fare, se non altro perché non possiamo conteggiare solo la perdita degli incassi, ma dobbiamo tener conto di quello che sarà il lavoro e l'impiego di forze per ripristinare le spiagge, mettere risorse economiche, lavorative per adeguare le spiagge e poterle riaprire nella migliore delle ipotesi tra una settimana, 10 giorni, 15 giorni. È un ulteriore schiaffo ad un comparto importante che ce la sta veramente mettendo tutta per far partire questa stagione.